Noi non vogliamo fare guerra a nessuno, noi abbiamo sempre fatto le cose pacificamente e vogliamo continuare a fare le cose pacificamente. E il nostro obiettivo è scioperare, manifestare è un diritto che è sancito dalla Costituzione, quindi se noi non otteniamo i nostri diritti, che è quello di professare la nostra fede, e il diritto anche quello di scioperare e di manifestare, quindi faremo una manifestazione, però questo non significa che vogliamo fare guerra a qualcuno, assolutamente no. Noi vogliamo dialogare, abbiamo sempre dialogato. Il presidente dell'Associazione dei Giovani per l'Umanità, portavoce della comunità bengalese, risponde così alle dichiarazioni del sindaco Venturini contrario alla realizzazione della moschea in via Giustizia a Mestre, perché a suo dire la comunità non è ancora sufficientemente integrata. Io semplicemente ho espresso delle dichiarazioni molto sensate, credo, e ho detto che non sono assolutamente contrario al principio di libertà di culto, anzi è sacrosanto e quindi ognuno può pregare il Dio che vuole nelle modalità con cui ritiene. Realizzare una moschea in un terreno che oggi non ha quella destinazione urbanistica è una facoltà che il Comune può autorizzare o meno. E quindi il Comune in questa fase gli ha detto che non è interessato a progetti faraonici che costruiscano moschee tipo piramidi in mezzo a Mestre. 2, che per iniziare a fare un ragionamento generale mi aspetto che la comunità bengalese faccia un percorso di integrazione che oggi non sta avvenendo in tutte le sue parti. Se c'è volontà di fare questo percorso, io nei prossimi mesi vedo un grande miglioramento in tal senso, allora si può aprire un grande tavolo di ragionamento e su questo sono coerente con quello che ho detto in campagna elettorale. Io spero che la comunità bengalese abbassi un po' i toni, nel senso che le ultime dichiarazioni non fanno certo bene a questo dialogo, ecco, addirittura arrivare a minacciare chissà cosa. Prenderò in esame qualsiasi progetto da parte della comunità bengalese quando vedo un reale processo di integrazione che oggi fatico a vedere. Da ambo le parti si parla di volontà di dialogo, però al momento ognuno resta nella propria posizione e Aulader spiega. Crediamo che la comunità bengalese è ben integrata, ovviamente c'è ancora molto da migliorare, ci sono le donne che devono imparare la lingua italiana, ci sono i nostri che devono imparare ancora delle cose civiche, però sono percorsi che si fanno insieme. Per questo non significa che una comunità musulmana che vive qua a Venezia, che sono più di 40.000 persone che vivono, che non abbiano diritto ad avere un posto, un luogo dove professare la propria fede, perché altri ce l'hanno. Poi conclude. Noi abbiamo riqualificato, mandato via gli spacciatori che vivevano, dormivano qua dentro. Noi li abbiamo mandati via, abbiamo ripulito e riqualificato per quello che si può questa zona qua. E comunque su indicazione del Comune, perché questo posto non è che abbiamo scelto di nostra volontà, è stato indicato dal Comune e noi l'abbiamo accettato ben volentieri, anche se era fuori città l'abbiamo accettato, però questo non significa che adesso ci abbandonano così all'improvviso da nulla.